La tecnologia al servizio della sanità e alla portata di tutti grazie alla nuova applicazione per cellulare Info Pronto Soccorso realizzata dalla Regione Veneto, che permette di localizzare in pochi istanti attraverso il proprio telefonino il pronto soccorso più vicino, quanto c'è da attendere con una lista d'attesa aggiornata di continuo con tanto di livello di gravità dei casi e la possibilità di scegliere un'alternativa, il tutto comprensivo anche di indicazioni stradali e tempi di percorrenza. È il primo passo di una nuova rivoluzione nella sanità veneta che vivrà in futuro l'aggiunta di ulteriori servizi, ha detto il presidente della regione Luca Zaia, che ha presentato la nuova applicazione assieme a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie venete. È straordinario sapere quante persone ci sono in sala d'attesa del pronto soccorso. Avere l'informazione sul medico più vicino, sul pronto soccorso più vicino, significa rivoluzionare anche l'accesso alle informazioni e agevolare la vita dei nostri pazienti e dei nostri cittadini. La Regione ha realizzato l'applicazione in-house, vale a dire attraverso propri organismi, con una spesa in consulenze esterne di appena 1.000 euro. Si presenta facile da utilizzare, una caratteristica fondamentale per un servizio che intende rivolgersi ad un'utenza il più ampia possibile. L'anziano si è accompagnato da un nipote o da un figlio, magari questo nipote o questo figlio avrà uno smartphone e riesce a dire guarda papà, mamma o nonno e sappi che lì troveremo 30 persone, delle quali 4 sono gravi, forse vale la pena che andiamo in un altro pronto soccorso. Questo è un bel servizio. L'applicazione sarà disponibile tra un mese anche nelle principali lingue straniere, ma soprattutto verrà implementata nel tempo in una più ampia applicazione Sanità Veneto. La georeferenziazione di medici di base e farmacie. Dopodiché io spero col tempo, quando riusciremo a partire bene con le medicine di gruppo e avremo una segreteria che registrerà, come accade nei pronto soccorso, i pazienti dal medico di base, daremo modo nei mesi, negli anni anche ai pazienti di sapere quanti malati sono lì in lista d'attesa dal medico di base, quindi sono lì in sala d'attesa. È la prima volta che capita una cosa del genere in Italia. Sì, e infatti si fa in Veneto.